Un fattore campo da sfruttare al meglio contro una delle capolista, una partitaccia in Eurocup da dimenticare proseguendo la marcia in campionato. Treviso-Trento insomma, pronte alla quarta giornata della Serie A Unipol. La palla rubata e la tripla a segno di Miles Cale, 10-2. Baie va da Lamb, Mazzola con il 22. Sa perfettamente di non poterlo far tirare, ma Lamb è magico in questo primo quarto. Palleggia Olisevicius contro Forrai, fuori da Mazzola, 5 secondi, Bowman deve pagare la cauzione per tutti, come spesso accade. Forrai comodo da 3, ma Vugbe ne prende un altro di rimbalzo e poi apre il contropiede a Harrison, anzi a Bowman, che semina Forrai con una virata. Qui a difesa schierata costruisce un ottimo tiro per Valerio Mazzola. Ellis commette un errore di valutazione, troppo staccato, Mascolo se ne accorge e segna una tripla da fermo. Alla metà del terzo quarto, Pecca in fondo, niente tabellone, ma Vugbe beffa Polecap che vorrebbe un fallo in attacco. Superiorità numerica trevigiana, 5 contro 3. Polecap riceve da Harrison e schiaccia almeno 10. Ford di nuovo da Cale con fiducia da 3, dentro, 45-30. Arriva Forrai, Delo, Ellis accelera, rallenta e trova Ford con una grande esecuzione, l'assist dell'inglese, la tripla di Ford e voilà, Trento al massimo vantaggio. Yeah, we like to play fast. We learned a lot from our last couple games actually, so we're trying to take those lessons into this one. Di nuovo Bowman, adesso qualche rimbalzo offensivo per la NutriBullet che ci prova con Olisevicius. Mentre qui arriva il recupero del lituano, Harrison si ferma e spara e segna il meno 10, 6-0 NutriBullet, time out. Ancora Bowman, frontale, la voleva questa tripla e la mette, 9-0 Treviso. Il rimorchio è Lamb che non sbaglia, time out per Vitucci. Mascolo vede l'area mezza vuota, attacca e trova nell'angolo opposto Machiura che ha appena segnato, meno 6 JP Machiura. Ora Mazzola, Lamb, mi sa che viene fuori un tiro e invece no, con pazienza Lamb rialimenta Ford per la tripla del più 10. Rimane isolato contro Olisevicius, si prende tutto il tempo, poi va nell'angolo per Cale da 3, che canestro! Olisevicius rompe gli indugi, sa che è il momento, adesso mai più. 5 contro 4, Olisevicius è libero di alzarsi per la tripla del meno 6 e la NutriBullet non ci sta. Serie di blocchi, Lamb la prende, può uscire da Ford, isolato con Mascolo fino in fondo, mano destra, Jordan Ford dopo l'assist, la pennellata finale, 18 i punti di Ford. Finisce così, la Dolomiti Energia spanca il Pala Verde dove si alzano i fischi, 83-76 in finale. Siamo molto contenti per questa vittoria, di venire qui in un palazzetto Costa. Il primo tempo abbiamo giocato molto bene,
secondo tempo loro hanno alzato il ritmo, soprattutto in difesa, hanno messo più fisicità, poi alla fine siamo riusciti a vincere questa partita.